Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, parleremo quando lui vi lascia, o se vi lascia, o quando vi lascia cosa fare. Ma prima di iniziare a parlare di questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legarda e del Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Facebook e di Telegram, dove chiaramente è gratis. Lunedì sera teniamo un percorso esoterico e se vi scappa anche un super like è ben accetto. Bene, guardiamo un po' la situazione di oggigiorno in questa parte occidentale del mondo. E guardiamola un po' da partire da 200 anni fa. Voi incominciate a pensare 200 anni fa come era la società, e cioè praticamente il 99% delle persone erano analfabeti, c'erano e sto parlando di 200 anni fa, c'erano 50 milioni di libri in tutta l'Europa e questi libri erano scritti praticamente in latino. La gente era analfabeta, aveva una speranza di vita media di 30 anni e praticamente le donne erano tenute come animali. Le città, una persona quando nasceva conosceva più o meno 200 persone e la cosa principale era la sopravvivenza. Quindi noi oggi ci troviamo in un contesto che non è mai esistito fino a 200 anni fa e in particolar modo, parlando dell'Italia, diciamo che questo sviluppo economico che abbiamo ha influenzato fortemente il nostro modo di vivere e quindi si vede coppie che si disgregano molto più in fretta. Questo anche perché ci sono molte, oltre alla società economica, al benessere economico che si è sviluppato, vediamo che ci sono molte anime giovani e alcune anime antiche in giro, e quindi chiaramente le anime giovani con questo sviluppo economico e questo benessere economico provano in un certo senso a vivere, a cercare di muoversi in questo contesto come piccoli animaletti, diciamo così, e quindi formano e sfornano coppie, no? E quindi cosa succede? L'anello più debole è sempre il lato femminile, la donna, e quindi bisogna trovare un sistema che quando uno è lasciato o una è lasciata riesca a ristabilire un equilibrio in cui potersi in un certo senso difendere. Le prime cose a livello magico o eterico e astrale da fare quando una persona viene lasciata non è andare dallo psicologo, dall'avvocato o dal primo guru che spiega come riconquistare il proprio amato, vendicarsi o quant'altro, ma cercare di ristabilire a livello eterico il proprio corpo sottile. Cioè non a livello eterico, ma proprio di proteggere e purificare il proprio corpo sottile e la propria anima. E la prima cosa da fare è farsi fare una bella pulizia praticamente dei corpi sottili. Qualsiasi metodo diciamo magico usate, basta, l'importante è che i corpi sottili del vostro essere siano puliti. La seconda cosa da fare è creare una protezione, soprattutto se siete donne in questo caso qua, una protezione che in un certo senso vi aiuti a superare questo stallo per i vari motivi, che una viene lasciata o perché c'è un'invasione magica di altre donne o perché lui è un'anima giovane e quindi deve fare le sue esperienze karmiche o perché ci sono tantissimi altri motivi che adesso non è questo la pillola per cui discutere. Ma il secondo passaggio, oltre a farsi una bella pulizia magari anche radionica completa, la seconda cosa è attivarsi per ristabilire l'equilibrio, e quindi la cosa migliore sarebbe un sigillo planetario che copra tutti questi buchi, queste mancanze che magari con il primo uomo che si è avuto non c'erano, e quindi, come si suol dire, avere un piccolo aiutino. E poi la terza fase è importante
attivarsi per creare un rito propiziatorio in modo che non si facciano più gli errori della prima volta. Poi dopo che uno segua il guru che spiega con la programmazione neurologica o l'ipnosi o quello che viene o gli angeli colorati, questo è un altro discorso, ma le prime cose a livello magico che una donna dovrebbe fare scusate, in questa società sono questi 3 passaggi, proprio perché esulano dal suo potere, cioè nel senso abbiamo degli influssi planetari, abbiamo degli attacchi di invasioni ad esempio esterne che noi non conosciamo e quindi dobbiamo in un certo senso difendere il nostro corpo, la nostra anima, e questi sono i primi passaggi che una persona deve sapere di fare. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa piccola pillola. Se volete già iniziare a fare una pulizia leggera del vostro corpo sottile, vi consiglio di andare nel sito capitano.altervista.org, che ci sono dei piccoli aiuti in formato PDF dove potete scaricare gratuitamente e usarli. Per il momento è tutto, il vostro Marietto vi saluta, vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale di De Galla Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!